Oggi stiamo passeggiando sulla terra che la Repubblica Serenissima di Venezia nel lontano 1571 donò a Silvio di Porcia come premio per la sua fedeltà e la sua partecipazione alla battaglia di Lepanto. E oggi sono qui con Guecello di Porcia, che è un discendente diretto di Silvio. I Di Porcia sono forse una delle pochissime famiglie patrizie che sono riuscite a reinventarsi un presente imprenditoriale. È vero, è così per Giorgio, l'abbiamo fatto nelle diverse generazioni, quindi sia prima di Silvio c'è stata una forte attività da parte dei componenti della famiglia nella vita pubblica, politica e sociale. E venendo più ai giorni nostri, nell'ultimo secolo in cui c'è stata un'importante trasformazione nel settore dell'agricoltura, abbiamo saputo adattarci al cambiamento e spesso anche anticiparlo. Ecco, i Di Porcia per tradizione sono vignaioli, cioè diciamo il vostro core business è la produzione di vino e oltretutto si parla di ben 800 vendemmie, una cosa del genere? Più di 800 vendemmie. E l'ultima ovviamente è sempre la migliore, 800 vendemmie. Certamente la viticoltura mi sta e ci sta molto a cuore a tutta la famiglia perché rappresenta il frutto della terra per eccellenza, anche se uno si ricorda quello che possono essere immagini sacre, il vino come prodotto nobile. Il vino è frutto della lavorazione delle vigne, qui siamo proprio in mezzo a un vigneto da Zano X. E mi piace molto questa cultura agricola e anche la sua trasformazione in vino perché va programmata con un orizzonte temporale molto lungo, per cui è frutto del lavoro che pensi oggi ma che un po' farai anche per i tuoi figli e per questo ci sta molto a cuore. La vostra vocazione sembra essere sempre di più orientata verso un'agricoltura sostenibile. Questa è una sfida che stiamo portando avanti da tanto tempo oggettivamente. Questo è stato per noi un traguardo, essendo stati certificati dal Ministero dell'Ambiente con un progetto che si chiama Viva, che riguarda una ventina di cantine in Italia, dove questa filosofia produttiva non rimane soltanto letteratura e quindi belle parole, ma in realtà anche dei dati numerici, dove misuriamo l'impatto nel suolo, l'impatto del consumo di anidride carbonica, la misura dell'acqua e anche quegli aspetti sociali di cui dicevo, cioè un'azienda deve essere aperta del territorio in cui vive, ospitare le persone che vogliono vederla, fare educazione nei confronti delle nuove generazioni e quindi vivere l'attività aziendale in senso più ampio. E questo essere sostenibili consiste anche nell'aver chiuso una sorta di filiera che parte dalle vigne, dagli allevamenti bovini e si conclude poi con quella che è la vostra ultima creatura, che è l'impianto per la creazione di biogas. Esatto, abbiamo chiuso un cerchio che è virtuoso nel suo essere, infatti si parla spesso di economia circolare sia nel settore agricolo che anche in quello industriale, cioè significa che non bisogna sprecare nessuna risorsa e l'impianto per la produzione di biogas, che alimenta un motore endotermico per la produzione di energia elettrica, ci ha aiutato a completare questo percorso. E qui adesso siamo nel castello dei Conti di Porcia, questo scrigno di tesori d'arte e di storia, e questo è l'albero genealogico dei Porcia. Questo è un albero genealogico che è stato fatto nel 1700 e descrive alcune persone nel loro ruolo nell'epoca in cui sono vissute e schematizza quello che è la famiglia nel suo complesso, famiglia che trae origine da un antenato che porta il mio stesso nome, che è Guecelletto, in questo caso nel 1180, che diede origine a due rami, il ramo Porcelloniera e il ramo Prata. Oggi è fiorente soltanto il ramo Porcelloniera. Perché il ramo Prata fu cancellato dai veneziani. Non so che bischerata avessero commesso i Prata, ma i Prata subirono la dannatio memorie della Serenissima. Hai centrato proprio perché i Prata volevano mantenere in realtà l'indipendenza del Friuli feudale, cosa che invece l'altro ramo, il mio ramo, decise che forse era più attuale e conveniente aderire al grande progetto della Repubblica di Venezia che voleva svilupparsi nell'entroterra.
stemma di famiglia è interessante dal punto di vista storico perché dà adito a molte leggende. Sono rappresentati 6 gigli, oggi sono in campo blu, in passato sono stati anche in campo rosso, e il giglio era simbolo di purezza e nel linguaggio dell'araldica era un grande onore poterlo esibire nel proprio stemma. Eccoci, e qui siamo nella parte storica delle cantine, che risale al XV secolo, giusto? Sì. E che è l'epoca di un altro tuo illustre antenato, che è Jacopo di Porcia, cronista, scrittore, uomo d'armi anche, che difese le terre di Porcia durante le invasioni turchesche di fine secolo. Sì, ci piace ricordare Jacopo e anche quel periodo storico perché a quell'epoca questa parte del castello era la parte abitata dalla famiglia e era un mastio fortilizio con scopo difensivo, infatti era proprio a ridosso del corso d'acqua e c'era un ponte levatoio e tutto quello che possiamo immaginare di un castello. Il castello classico, come ce lo immaginiamo. Jacopo è stato un letterato, piuttosto riconosciuto nella sua epoca, ha scritto un bellissimo libro, anzi incunabolo, sull'educazione dell'uomo, è ancora molto attuale, ecco, speriamo anche di darlo presto alle stampe. Qui siamo esattamente sotto il castello e il Rio Bouillon, le acque del Rio Bouillon costituivano il fossato difensivo, no? Mentre le mura, esistono ancora dei lacerti, correvano praticamente qui. Quando si costruiva un castello bisognava pensare come alimentarlo e come difenderlo e quindi la sua naturale soluzione era quella di costruirlo vicino a un corso d'acqua. Un corso d'acqua molto ricco, è un corso d'acqua di risorgive, per cui nasce poco a monte del castello, c'è un salto anche di 4 metri, c'era un mulino, oggi c'è una piccola centrale idroelettrica che è a servizio del castello, quindi l'energia alimentare si produceva in passato, l'energia elettrica si produce oggi. Quindi conti dal sangue blu ma con il pollice verde, perché tutto è sostenibile. Sì, questa è la filosofia della famiglia e aziendale. Ok, siamo qui nel parco prospiciente il castello, la puntata è quasi finita, come concludiamo? Mi piacerebbe concludere con un augurio e una speranza, che è quella che il nostro territorio, conosciuto molto per la sua vocazione industriale e l'operosità delle genti, venga conosciuto anche per i valori turistici, ambientali e di un'agricoltura fiorente che rappresenta. Bene, e con questo bellissimo messaggio, appello e auspicio da Porcia, paese di Porcia Bruniera, è tutto. Ciao!